Bentrovati. Si dice che una persona per bene mantiene la parola data. Viceversa, chi è incoerente, promette e poi disattende le promesse, è una persona poco seria, una persona da evitare. Dopo questa isola, ognuno di voi telespettatori potrà scegliere in quale di queste categorie politiche e umane collocare il capo del governo Matteo Renzi. Ecco alcune promesse renziane pubblicate sul Fatto Quotidiano. Il 18 ottobre del 2010 Renzi dice: proporremo di dimezzare subito il numero e le indennità dei parlamentari e vogliamo sceglierli noi con i voti, non farli scegliere a Roma con gli inchini al potente di turno. E lui che fa ora che è capo del governo? Vuole sostituire la peggior legge elettorale, il Porcellum, cassata dalla Consulta, inventandosi un'altra legge elettorale, se possibile peggiore, i cui parlamentari sono più nominati di prima. Il 3 aprile 2011 voleva una legge elettorale per scegliere direttamente gli eletti e l'imposizione del ricambio attraverso un tetto di 3 mandati parlamentari, senza eccezioni. Con la nuova legge elettorale renzian-berlusconiana, chiamata Italicum, i partiti di Roma continueranno a nominare i deputati, ma pure i 100 senatori del nuovo Senato che saranno nominati dai consigli regionali. E sul tetto dei 3 mandati nebbia fitta, segnale non pervenuto. Il 26 aprile del 2012 Matteo Nostro tuonava: voglio una legge elettorale che consenta ai cittadini di scegliere il Presidente del Consiglio e i parlamentari in modo libero, come succede nei comuni. I partiti devono consentire alla gente di scegliersi le persone, perché un cittadino possa guardare in faccia i propri rappresentanti. Poi se fa bene lo conferma, se fa male lo manda a casa e magari i politici proveranno l'ebbrezza di tornare a lavorare, che non è un'esperienza mistica, lo fanno tutti gli italiani, possono farle anche i politici che perdono le elezioni. Replicando il 1 ottobre 2012 con facciano quel che gli pare, purché la facciano la legge elettorale e che a scegliere siano i cittadini. Con l'Italicum i partiti continueranno a scegliersi gli eletti e così i cittadini continueranno a non guardare in faccia i propri rappresentanti. Il 7 novembre 2012 Renzi prometteva, per riconquistare la fiducia della gente, alcuni segnali di buonsenso: ridurre gli stipendi e dimezzare il numero dei parlamentari e abolire tutti i privilegi, i tipi di privilegi che fanno credere alla gente che i politici siano tutti uguali. Ora con l'Italicum di Renzusconi anche i sindaci e i consiglieri regionali nominati senatori è previsto un privilegio in più: l'immunità come per i deputati, che spesso diventa, come sappiamo, impunità. Il 22 novembre del 2013 Renzi dichiarava: la soluzione migliore sarebbe la legge elettorale per l'elezione dei sindaci. La legge elettorale per l'elezione dei sindaci permette ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti, mentre Renzi ora preferisce l'Italicum, che non lo consente. I segretari dei partiti continueranno a portare in Parlamento di tutto e di più. E poi una chicca di una renziana di ferro. La ministra Boschi, durante le discussioni sulle modifiche costituzionali, è riuscita, evocando Fanfani, ad affermare in Parlamento, senza arrossire di vergogna, che in politica le bugie non funzionano. Qualcuno ricordi alla Boschi che alcune dichiarazioni di Renzi tra il dicembre 2013 e febbraio 2014. Letta mangerà tanti panettoni. Il Presidente del Consiglio per il 2014 si chiamerà Letta. Mai a Palazzo Chigi senza elezioni. Nessuno trama contro Enrico Letta. E poi sappiamo tutti com'è andata Enrico Letta, sbattuto fuori da Palazzo Chigi da Renzi senza nessuna pietà, né politica né umana, prendendosi la poltrona senza nuove elezioni. Ma ora entriamo nel patologico vero e proprio. Il 18 luglio del 2011 Renzi lanciava l'allarme: attenzione a dare per morto Berlusconi, sono 15 anni che diciamo che è finito e invece ce lo ritroviamo sempre lì. Mentre il 19 novembre scorso sparò che erano in atto le larghe intese tra Berlusconi e Grillo per conservare il Porcellum. Purtroppo per lui, ma credo anche per molti italiani, la risurrezione e le larghe intese col Caimano, un delinquente cacciato dal Senato e attualmente ai servizi sociali, sono opera sua. Renzi ha ricevuto il pregiudicato nella sede del Partito Democratico e poi a Palazzo Chigi per accordarsi sulle riforme costituzionali e per fare assieme una nuova legge elettorale, siglando un patto segreto che solo pochi conoscono, una cosa indegna, se non addirittura sacrilega in uno Stato civile e democratico. E ora
cari telespettatori di Telepordenone, dopo questi fatti inconfutabili, sono fatti. Come definireste Matteo Renzi? Un uomo retto per bene di parola oppure usereste un altro aggettivo magari non politicamente corretto e forse anche meno elegante? Ci rivediamo giovedì prossimo.